possono pesare questi punti di vista che esprimono? Allora, io voglio dire una cosa, io quando mi fecero, non io perché mi fecero i giornalisti mi tante domande, ad agosto dell'anno scorso, di quest'anno, no? Ad agosto no, l'anno scorso, prima dell'inizio del campionato, insomma, dici che la favorita per me era il Napoli, anche se l'Inter veniva ovviamente da aver vinto il campionato, aveva fatto delle cessioni ma aveva acquistato dei giocatori intelligenti, per il progetto avevano costruito sia Marotta che Ausilio una grande squadra, ma si è dimostrato nell'ultimo periodo, quando il Napoli le ha passate di tutte, qualifiche, virus, Coppa d'Africa, tutte le ha avute contemporaneamente, ha sopperito perché tra virgolette le seconde linee erano all'altezza, hanno dimostrato di essere all'altezza di quelli che giocavano. L'Inter è crollata, i dati lo dicono, perché hanno giocato sempre gli stessi, le seconde linee non sono, tutti dicevano che erano superiori a quelle del Napoli, non è vero, ma è bastato un giocatore, Brozovic, perché è un dato di fatto, ha giocato tre partite senza di loro, ha vinto con l'Empoli, ha perso con Sassuolo, ha pareggiato non so come con Torino e ha pareggiato con la Fiorentina, cioè tutto legato, non hanno un sostituto, ho detto bene, ma se è giusto, no, ma è la verità, però il Napoli che contemporaneamente ha giocato con 5-6 giocatori, per esempio la partita di Milano, cioè andati a vincere 1-0, con Elmas eravamo in emergenza totale, ma non è quella, hanno sopperito, forse quando sentono che non c'è nulla da perdere, perché se avessero perso quella partita, si sono compattati e hanno dato il meglio di se stessi. Perciò io continuo a dire che il Napoli era la favorita e rimane la favorita, perché il Napoli può vincere tutte dall'inizio, perché ricordiamo come aveva iniziato il Napoli questo campionato, perché c'era la delusione, no, dico poi tutte le vittorie, 8 vittorie con tutti i titolari, con una squadra che era rodata e giocava un calcio meraviglioso, perciò io sono ancora convinto che i 3 punti, visto come ha detto il Presidente, vincere 1-0 è molto importante, perché Capello ha sempre detto che si vince 1-0, ok, ma è anche molto rischioso. L'abbiamo visto, il Milan l'ha notato con l'Empoli, ma l'ha notato in maggior ragione con Cagliari, che ha dominato la partita, ha avuto le occasioni, poi l'ultimo secondo hanno rischiato di prendere gol. Perciò se non chiudi le partite, se continuerà questo andazzo, può anche darsi che qualche punto lo potrai perdere. Della Laurentiis si chiama sempre per qualche consiglio. Io ho un rapporto diverso dal Presidente, però ho un ottimo rapporto, io con il Presidente, con il signor Ferraino, con il mio pref, ma ci vediamo allo Stato. Io ho un ottimo rapporto, siamo due un po' così per certi termini, però ho un ottimo rapporto, da 15 anni un rapporto speciale, lo posso dire. Magari può anche chiamare per venire da noi. Quello non si dice, ma chi ti ha detto che non mi ha chiamato? Io la verità l'ho detto altre volte. Ma lo sanno tutti dopo. Mertens l'ha rinnovato questo, perché c'è anche Mertens il contratto. Non lo so, ma sai, 35 anni, io glielo farei, un anno glielo farei sicuro. Lui secondo me lo accetterebbe. Io Mertens è un giocatore che potrebbe entrare anche a 40 anni e ti cambia la partita, certo non puoi pretendere che ti faccia 20 partite consecutive, ma quello non lo chiederebbe a nessuno. Io spero che il Presidente gli possa rinnovare per un anno, lui lo accetterebbe un anno, a 35 anni è venuto così, ma chi vede la porta come lui e che ha le giocate che ha lui può giocare fino a 40, avere Ibrahimovic di 40 anni, c'è un fisico, però non ha la qualità tra virgolette di Mertens, che può essere decisivo con solo un tiro, non è, perciò io lo terrei tutta la vita, però il Presidente farà i suoi calcoli, però già quest'anno il Montingaggio si abbassa drasticamente e penso che sia già contentissimo. Dennis, che ha detto De Laurentiis faccia come Ferlaino portò Maradona, ha incitato De Laurentiis a prendere Dybala. Secondo lei, Presidente, potrebbe essere, anche se l'ingaggio è pazzesco, un bel colpo? Vabbè, so già la risposta, ma ne posso andare via. Perché non avanti, non lo prende? No, scherzando, ma lei non è che Presidente. Guarda che prendere un giocatore è sempre un rischio, quando presi Maradona
andai al bar, mentre facevano il piano di volo per riportarmi praticamente a Napoli. Il barista mi disse: abbiamo fatto un bidone a Napoli perché abbiamo dato. Era spagnolo? Era il barista spagnolo a Barcellona, avevamo firmato da poco, la mia produzione, cambieranno un po'. E pensai, ho fatto una stronzata. Quindi non si può mai sapere. Dybala, un giocatore di grande classe, che 3 anni fa ha fatto delle partite eccezionali, poi se ne è sceso un po', perché non lo so, ma devo dire che Dybala è un uomo di classe, però gli manca qualche cosa, la continuità, non so, gli manca qualche cosa, e non lo so. Una volta vi siete incrociati con Mertens, di cui ne abbiamo parlato, e l'ha invitata a Palazzo Donnarra a prendere un famoso caffè. Ma mai Lo disse però, lo disse. Ma solo detto. l'ha detto lui, sempre lo diceva, non lo so. C'è sempre un distacco, può essere un ex presidente che c'è sempre il sangue, la ricorda di essere sempre con i giocatori di calcio. C'è sempre un distacco, ci deve essere questo distacco, quindi certo. Non è che perde praticamente la virginità se va a casa di però una volta sempre in anno praticamente, non di più. Però Presidente, io ricordo sempre la presentazione del libro di Walter al Circolo del Tennis, che Mertens, quando la vide, lui era seduto, si alzò per farla sedere, quindi vuol dire che Mertens, oltre a riconoscere la grande importanza, c'è rispetto anche per la storia, secondo me questo è importante, anche per i calciatori. Mertens in napoletano lo chiamano Ciro, perché praticamente, io non so se quando va via da Napoli, se va via veramente, perché non gioca più a calcio, praticamente rimane a Napoli, perché sta in un palazzo bellissimo, un palazzo al mare, di fronte a questa casa, è una cosa meravigliosa, vive da Dio, non so, dipende tutto molto anche da Napoli, se rimanere o non rimanere. Ma comunque penso che sia veramente un giocatore che sta bene a Napoli e sta bene nel Napoli. Quanti calciatori gli hanno fatto rimanere a Napoli a vivere? Quindi non molti, per Giordano praticamente non c'è stato, fare l'esempio. Molti napoletani, finisce è rimasto a Napoli. Così qualcuno. Ingegnere, per queste 8 partite cosa conterà realmente? Cioè come si vince lo scudetto? È una domanda difficile. Lo spogliatoio, la vita dei giocatori, la mentalità dei giocatori. Bisogna rendersi conto che una squadra di calcio ha 25 cervelli come minimo perché ci stanno il presidente, l'allenatore, il massaggiatore, tutti praticamente influenzano praticamente la mentalità totale. I 25 cervelli dovete considerare che fanno la somma di un solo cervello. Se quest'unico cervello, che è la somma di tutta questa gente praticamente funziona bene, il Napoli può vincere lo scudetto, ma deve funzionare bene. Deve funzionare tutta, è un'orchestra che deve funzionare. È un'orchestra che deve funzionare molto bene e non deve avere neanche una partita negativa. Questo. Volevo fare una domanda. Grazie a questo signore qui lei è tornato tanti anni allo stadio, in occasione dell'inaugurazione, della presentazione al pubblico della statua che è stata realizzata da Stefano Cici, che è stato rappresentante di Maradona. Di cosa parla di De Laurentiis quando va allo stadio? Ma io devo dire che quando vado allo stadio si parla molto della partita che stiamo vedendo, che si sta giocando in quel momento, quindi si parla poco di adesso. Ma c'è un consiglio che gli ha dato qualcosa di la cosa non do consigli a De Laurentiis perché De Laurentiis non si riprende i consigli da me certamente, quindi è inutile dare consigli a uno che chissà cosa deve pensare se lo conosce praticamente. No, devo dire che De Laurentiis ha 2 vantaggi. Primo è un uomo di spettacolo, io ho visto praticamente lo spogliatoio e il bar molto migliorato rispetto ai miei tempi. Io non ci pensavo proprio a spendere soldi, forse non l'ha spesi neanche lui, l'ha spesi il comune, non lo so. Ma comunque adesso tutto, la parte sotto prima della circolazione è cambiata tutto in bene. Io non l'avrei mai fatto, non l'avrei mai saputo fare, invece lui l'ha fatto bene perché è un uomo praticamente di spettacolo. Questo è lui, c'è un altro vantaggio, che vive a Roma e non sente praticamente la spinta dei tifosi napoletani, perché la spinta del cuore molte volte ti fa sbagliare, perché tu
devi stare sempre. Oggi ci sono due tempi completamente diversi. Oggi si parla di bilancio, ai miei tempi non si parlava mai di bilancio. E io mi scontravo praticamente contro la Fiat di Agnelli, contro il petroliere e contro il Milan praticamente di Berlusconi con la Manifesta e compagnia bella. Io, ingegnere napoletano, bravino, ma niente di eccezionale, devo combattere contro degli imperi. Questa è una cosa molto Beh, però anche De Laurentiis combatte contro imperi oggi. Sì, combattere contro gli imperi. Io ho vinto 2 scudetti. È davvero così negativa? È inutile che uno dice no, perché ti cominci praticamente, se Napoli perde la cameriera ti porta praticamente la colazione la mattina, tua moglie ti guarda storto, il portiere insomma, ti manda a quel paese. Ossia, certo, la pressione è molto forte, non puoi tenere presente un'altra cosa. Io ho avuto 2 bombe sotto casa, e abito in 2 case diverse e tutte e 2 volte ho avuto le bombe, ho tutto 2 scudetti. Senta, ingegnere, a proposito di questo, quando ha sentito, se lo ha sentito, il capo clan Misso raccontare questa storia delle bombe nel programma Non l'ho Saviano? sentito. Sì, lui, c'è questa intervista di Roberto Saviano, nella quale Misso sostanzialmente dice no, perché noi non ci fidavamo di Ferlaino perché non voleva vincere. Poi in realtà si sa che c'era un piano criminoso per sottrarre il Napoli. Io non so, Nell'82 questo è qualche consigliere del Napoli che tenevo, che avevo portato avanti, io con amicizia, magari mi volevano fare le scarpe, perché mi ha detto questo, non so chi era questo consigliere, lo devo immaginare, era un dirigente importante, probabilmente diceva essere. Era qualcuno certamente che era legato all'ambiente di Forcello, del mercato, Il clan di Misso. Il clan di Misso. Il clan di Misso. Insomma c'è stato, comunque io ho avuto per 2 volte di seguito ho avuto delle bombe. Con tutto che ho vinto con lui. Sì, Presidente, chiudiamo con qualcosa di ironico. Si è detto tutto del 10 maggio 87. Il suo ricordo, io ho questa come cosa divertente, la scritta all'esterno del cimitero che vi siete persi il giorno dopo la risposta e chi ve l'ha detto. In assoluto è la cosa che mi ha fatta sorridere di più. Certo, mi ha fatto sorridere moltissimo. Tante cose sono divertenti praticamente nel calcio. Questa è una delle cose più divertenti, la parte proprio dell'umor del napoletano. Scrivere questo e scrivere la seconda frase dopo è una cosa molto bella, diciamo così, una cosa proprio da napoletano e bisogna apprezzarla moltissimo. Vale quasi uno scudetto, va bene? Bello questo. Dieta è una zoccola. Anche quella è una grande trovata. Presidente, a proposito di questo striscione, no? Quando ha visto in occasione di Verona-Napoli quello striscione con le coordinate di Napoli, i tifosi del Verona che incitavano a bombardare Napoli, che ha pensato? La mente umana è piena di cretini, è piena di scemi, non si capisce perché che fanno? Vivono una partita perché ne no, fanno solo una brutta figura, il razzismo. Ma poi ci sta una cosa che voi giornalisti non avete mai messo in vista. La cosa strana è che questi non è che odiano il meridione, odiano Napoli, perché quando il Bari va a giocare fuori, quando il Palermo va a giocare fuori, lo lasciano tranquillo, quando ci va il Napoli a giocare fuori praticamente succede tutte queste no, ai tempi ingegneri, quando si giocavano le partite con Bari con i razzisti che sentivamo pure Anche a Bari e anzi a Reggio Calabria è stata una delle peggiori partite che ho avuto come pubblico. Insomma, il pubblico del sud non ci amava forte, parlo di Bari, parlo di Palermo non tanto, ma Reggio Calabria erano scatenati contro di noi. Questa è la cosa strana, anche perché storicamente bisogna dire che specialmente l'ultimo periodo dei Borboni era solo Napoli, era il regno delle due Sicilie, però si spendeva i soldi solamente sul Napoli, senza si spendevano per il resto, quindi c'era una situazione negativa per Napoli. Allora io direi che